Oh, mare, ma sono oh, piglia. Pronto, mare? Pronto? Pronto? Con chi parlo? Pronto? Pronto, chi è? Pronto, buongiorno. Senta, mi chiamo Spinello Jonathan. Spinello È giusto questo è il Jonathan. numero che mi hanno dato? Sì, ma È la lei chi- radio fantastica? Lei chi cerca? Aspetta, com'è, mare? Lì Camazzi, che era radio bellissima? No, radio splendida, no? Radio strepitosa, com'è? Ma radio fantastica? Oh, è giusto, radio fantastica? Radio Fantastica, qua è Radio Fantastica. Con chi parlo? Io sono Gianfranco. Mare, ma qui sbagliamo il numero, ma No, questo è Gianfranco, non mare. hai sbagliato numero. Mare, ma non si carichi di l'anno scorso, mare, no? No. Come ti chiami? Gianfranco Comis. Comis? Come ti chiami, mare? Gianfranco. Oh, ma c'è uno che si chiama Gianfranco, lì Camazzi, che facciamo? Chiudiamo? Vabbè, paro qui, no? Gianfranco, ma chi c'è, signor Castiglia, dopo? Sì, è qui. Ah, mare, ma se mi può passare 2 minuti, mare? No, ma adesso non c'è. Non c'è? Sì. No, ma ci va a contare un fatto che sera ma ci fu il compleanno, ma di Pippo Breccio di Ferro, ma c'ho più bella attività, ma sera, ma conosce Pippo Breccio di Ferro? No. Ma Pippo Breccio di Ferro è un amico nostro da comitiva, no? Noi ci siamo un gruppo di carusi, cioppo vessi, ma cioppo consumati, noi ci siamo cioppo con mi conosci, ma mi chiamo Jonathan. Io ti conosco, Jonathan. Ah, mi conosci? Ma certo, che fai? Mare, come mi conosci? Mare, lì Camazzi, chi sto dici che mi conosci? Non credo che è da costura, mare. Jonathan. Mare, ci misi la musica, mare! Uzzu Bobby ci misi, mare! Chi sono i conosci più davvero? Allicca Mastici è Denosci, come ti chiami, mare? Gianfranco. Gianfranco è Denosci, mare! Oh, mare Gianfranco, a sera ci fu un compleanno, mare, di Pippo Braccio di Ferro. Una volta si chiamava Pippo Cicchita. Ah, poi si non più duita, mare, giustamente sa fare operari, no? E ci misero una mano, mare, che è d'acciaio, tutta Ma fatta come- accessoriata. Come se l'è rotta queste dita? No, rendi, mare, ero una parte, poi da conto, è una storia lunga. Perciò, ma Pippo Cicchita praticamente si rompiu stita e allora ci diciamo montare in una mano automatica. A ieri, siccome fece un compleanno, mare, per i 18 anni di Pippo Braccio di Ferro, ci regaliamo tutti gli accessori nuovi per la mano automatica. Ma ne diciamo a ritirare accessori meravigliosi, mare. Uno numannano di Lolanda, si chiama rullatore automatico. Si mare, ma che figlia sta a fare che il rullo Magic, mare, è il numero 1. All'Icca Mazzi c'è mica che pare coda, mare. E ha finito il mondo, sai come chiamano all'Icca Mazzi? C'è Marcello Vinaville, mare. Marcello Vinaville. Marcello Vinaville, mare, è il numero 1, mare. Comunque, mare, ci accattiamo l'accendisigari il pollice, poi ci accattiamo il rullatore automatico per l'indice, mare. Poi c'è un cavatappindo medio, Ma sarei dalla curioso- rulare ci miso un cutello svizzero che c'ha un sacco di funzioni. Sarei curioso di vedere tutti questi. Mare, funzionano tutti, mare. Solo che poi, mare, due bestie ti tirano brussatura. Ti Tiro dice a regalare, brussatura. mare, no, ci due pezzi su vecchio, ci rissi, tirano brussatura. Ma mano automatica di Pippo, mare. C'avi 5 ida. Ora che ce ne mettiamo 6. Perciò, mare, ora da ieri si chiama Pippo 6 ida. Perché c'avi 6 ida automatici, mare. C'avi ciò accessorio, capisti? Poi, mare, sera. Ma ne dissi, carusi, siccome faccio 18 anni, a stasera mi voglio schizzare, ci dissi, mare. Ma chi si pazzo? Noi ci siamo conciati a sti cosi, mare. Noi ci rispacchiamo la testa, ma non a modo però, mare. Noi ci sti cosi in polvere, non ne trattiamo. Noi ci sono cosi vitti, solo cose, mare, erbose, mare, solo germogli, solo cose che sono Ma cosa naturali, dici, mare. Jonathan? Cosa dici? Basta fare Controllati. Pippo Braccio di Ferro si va fissato. No, Carusi, ora divento maggiorenne, mi voglio schizzare. Ci disse lì Camastici, ci va a combinare qualche cosa, mare. Perché noi non ne piacciono sti cose, anzi voglio fare un appello, ragazzi, mi raccomando, si fate spaccare la testa, però non toccate sti cosi, che sono cose che fanno male. Va bene? Oh! Invece mare se ci lava a combinare, no? Chiamiamo a un brussatura, mare, che io per brussatori è un numero 1, mare. Ci siamo un maritino, siamo a combinare qualche cosa. Tino a Pippo Brassatura Braccio di Ferro. è un uomo d'affari, presumo. Certo, mare, che fa a fare il numero 1, mare, e c'ho il numero 1. Perciò Nelly, mare. Un businessman. Procura tu che cosa tu, mare, che ci facevo passare il subidito. Mare, procuravo un chilo e mezzo di polverina bianca che era borotalco felce azzurra, mare. Siccome Pippo Braccio di Ferro non l'ha toccato mai sti cosi, perciò so cucina viravi più ero stesso. Arrivato a mezzanotte, dopo che ci si va totta, ci si udì un bruciatore e dissi, ragazzi, ho portato qualcosa per tutti voi, vai, mare Pippo, vai tu. Si mattiu Pippo e fa, Pippo, ci si Pippo. Ma lui Pippo, pippa? insomma, iniziavamo casseriano, a un certo punto si fece il primo tiro, utaliamo, noi ci sapevamo, pare che era Borotacco, utaliamo, ci siamo, oh,
Pippo Braccio di Ferro, come ti senti? Tutto schizzato? Oh, mare, mi sento un cioppo morto, mare, ci avevamo rimuttato, ci rivedo. Ci avevo fatto tipo di ammobidendo un po' d'acqua. Ma siete pericolosi tu e lì Ma vai, però tutto a posto, ora è un po' rallentato, dove 20%. Ma come? Vabbè, però mare, con la mano automatica, io sei di ferro, capisci? Siete due pericolosi. Comunque, mare, niamo si intende, oh, se vedo signor Castigliano, saluti, senti? Ogni Sì. tanto mettici una canzone a Pinnuacci, rivoltiti che siamo cioppo pessi. Vai, ciò pupesso. Mare, ci metti una bella canzone d'Ozzo Bobby, tutta para, ci l'hai? Più tardi la mettiamo. Grazie, mare, come ti chiami? Gianfranco. Gianfranco, sì, cioppo pesso, mare!